A partire dalla prossima settimana, la polizia locale intensificherà i controlli per verificare il rispetto del divieto di circolazione per i mezzi pesanti lungo strada Pasubio e Viale del Verme. Il sindaco del comune di Vicenza, Giacomo Possamai, ha dichiarato che gli agenti saranno presenti in modo specifico su queste strade per scoraggiare i camionisti che continuano a violare il divieto. Nonostante la recente variante ALSP46 abbia già registrato successi nel ridurre il traffico e il rumore nei quartieri del Villaggio del Sole e di Maddalene, è essenziale garantire l'aderenza a tutte le restrizioni, compreso il divieto storico in Viale del Verme, per preservare la qualità della vita dei residenti. Questi controlli, programmati per il futuro, sono considerati fondamentali per garantire il pieno rispetto delle normative. Cronaca. Un'imponente frana ha colpito la Valsugana nella tarda mattinata di venerdì, chiudendo la statale 47 al chilometro 60 vicino a San Marino, frazione di Valbrenta. Rocce e detriti sono caduti sulla strada e sui binari ferroviari, interrompendo anche il collegamento ferroviario tra Bassano e Trento. Per fortuna non sembra che ci siano stati veicoli coinvolti, ma la strada è stata chiusa temporaneamente per consentire alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco di intervenire. Attualità. L'ex collegio delle suore di Maria Bambina a Crespano del Grappa è stato individuato come potenziale terzo hub della Marca per l'accoglienza ai migranti. Questa nuova struttura potrebbe alleviare la pressione sulle già esistenti caserme Zanusso di Oderzo e Serena di Treviso, che lamentano problemi di sovraffollamento. L'ex collegio, situato al confine tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza, potrebbe ospitare circa un centinaio di migranti ed è stato proposto dalla prefettura di Treviso per fronteggiare la mancanza di risposte ai bandi per nuove aree dedicate all'accoglienza. Questo tentativo di destinare un'altra struttura all'accoglienza segue l'insuccesso del 2016 nel cercare di istituire un centro per gli immigrati nell'ex polveriera di Volpago del Montello, un progetto che fu stroncato dall'opposizione dei comuni locali e dei residenti. La prefettura spera che questa nuova proposta risulti più favorevole, considerando l'ubicazione isolata dell'area e la crescente emergenza legata agli sbarchi che si prevede possa ripresentarsi dalla prossima primavera. Attualità. I sindaci di Casier, Casale sul Sile e Silea, Renzo Carraretto, Stefania Golisciani e Rossella Cendron hanno tenuto un incontro con il Genio Civile di Treviso per sviluppare una strategia contro l'esondazione del fiume Sile durante le precipitazioni. Dopo l'aumento critico del fiume lo scorso fine settimana, il Genio Civile ha annunciato l'installazione di un secondo idrometro nella zona di Casier per un monitoraggio più accurato delle piene. Se il rischio di esondazione persiste, sarà avviata un'ispezione del fondale.